è una roba indecente, insomma. È una roba che non è accettabile, non è possibile, siamo un paese civile o presunto tale. Dalla bufera di neve alla bufera delle proteste, la guerra delle cifre è appena iniziata. Da una parte i cittadini imbufaliti che hanno intasato i centralini della polizia locale e delle associazioni dei consumatori, dall'altra il comune che snoccia i dati dei mezzi messi in campo per scongiurare il caos. Un caos che ha stritolato a Mestre dalla serata di ieri alla giornata di oggi, dalla Castellana al Terraglio. Ieri sera chi è tornato a casa dal lavoro, che per fare 10 chilometri mi è stato detto ha impiegato più di 3 ore. Per Cafarsette è stato fatto tutto il possibile, circa 40 tonnellate di sale sparse dalla mattina sui marciapiedi di Mestre e le cali di Venezia e altre 100 sulle principali arterie stradali, impiegati complessivamente 200 addetti, a cui devono aggiungersi una quarantina di pattuglie della polizia locale in terraferma. Ma incidenti e rallentamenti hanno ostacolato spesso l'azione dei mezzi spargisale. Eppure le polemiche riguardano l'organizzazione del piano neve, attivato secondo le associazioni dei consumatori non dappertutto con la stessa regolarità e tempestività, e i problemi si sono ripresentati oggi. I marciapiedi, le persone anziane che si reggono sui muri delle case, insomma è una roba che è vergognosa. In Castellana, che è una delle strade principali di collegamento e di entrata alla città, la collega non è venuta a lavorare perché non è possibile correre. Tanto che Federconsumatori e Adiconsum sono pronti a depositare un esposto alla procura per individuare i responsabili dei disagi maggiori. Incontriamo questa sera i nostri avvocati per fare la valutazione necessaria. Non solo Mestre sotto scacco, in tutta la provincia 150 interventi dei vigili del fuoco a causa di alberi e rami caduti in strada. E poi l'emergenza blackout, nel veneziano guasti su 13 linee di media tensione. Neve da incubo tanto da oscurare la paura per l'acqua alta che nella notte ha fatto trattenere il respiro a veneziani e chioggiotti, ma le previsioni da record stimate ieri si sono rivelate eccessive. Alla fine 143 cm sul medio mare a Venezia, 152 a Chioggia, catastrofe sfiorata, ma i disagi per i commercianti rimangono, una condanna ormai certa a ogni azione di scirocco. Come vuole sia andata, così è. Purtroppo dobbiamo convivere con l'acqua alta. Purtroppo ci danneggia sempre. Abbiamo aperto adesso il negozio.